Amici bellini, allora parliamone. Ieri vi ho lasciato un po' di spazio, adesso mi fermo perché sennò se cammino voi non lasciate il like, invece vi iscrivete al canale, lasciate anche il like per il primo dei sacrifici, diciamo, necessari, perché Lindstrom è andato ufficialmente, c'è stata la presentazione all'Everton, il prestito oneroso di un paio di milioni, 2,5, una cosa del genere, e poi il diritto di riscatto. Quindi se va bene, se lo comprano e noi prendiamo il resto dei soldi l'anno prossimo. Se non andasse bene, ci torna a casa. Questa è la prima cosa su cui dobbiamo riflettere, perché giustamente la riflessione sul mercato fatto l'anno scorso è automatica e quindi non dobbiamo essere troppo sicuri di niente, perché quello era il colpo che era stato pagato anche un po' di più e tutti quanti, ma Lindstrom era un equivoco tattico e infatti per questo sono un po' a metà, perché mi sarebbe piaciuto vederlo proprio nei due, proprio nella formazione sua ideale, ma evidentemente carta velina, nel senso che è un po' leggerino e per Conte non può andare bene questo tipo di giocatore. Rivendico quello che vi ho detto tutto l'anno. La community che segue lo sa che insomma mi aspettavo parecchio di più, onestamente. Va bene, non ha importanza. Lindstrom non apre, attenzione, questo è importante, che non apre spazio ad altri ingressi, perché sappiamo che nei sottopunta siamo già pieni, con Gaetano che dovrebbe andare via, comunque siamo piccoli. Come era il discorso che avevo fatto, Kvara, Raspa, Politano, Ngonghe. Però c'è una novità e ci stanno facendo sapere che evidentemente Conte sta provando una contata, sta contando, e per trovarsi con i calcoli, se deve arrivare qualcun altro poi tra i sottopunta, o spostare Folorush, perché proprio per spostare Folorush, o Brescianini, perché adesso vi parlo di Brescianini, ho osservato un pochino meglio gli highlights di Brescianini. È un giocatore che secondo me è interessante. Ngonghe, come l'ho chiamato Conte, prego, facciamo passare, che praticamente è provato quinto e sta provando in questo momento anche Di Lorenzo, braccetto. Quindi si sta delineando tutta una serie di cose. Ora, per me, così distinto, Ngonghe mi sembra un giocatore molto offensivo, secondo me può fare anche la punta, è uno che vede la porta, è uno che punta in avanti. La fase difensiva, Ngonghe, sinceramente, se Conte riesce a farlo diventare un Perisic, perché è proprio quello che fece Conte, lo ricordo benissimo, ne parlavamo con l'amico tifoso dell'Inter Neschio, e la cosa principale che mi piacque di Conte è che quando lui poi diceva vinci e vattene, ve lo ricordate che non si sopportava più Conte all'Inter, Perisic mentalizzatissimo che faceva la fase difensiva, Perisic attaccante a tutti gli effetti, punta, bravo nel colpo di testa, poi è diventato esterno, ambidestro, forte, diventa esterno di tutta fascia e si fa tutta la fase difensiva fino alla linea del suo corner. Grande mentalizzazione, Perisic, ottimo giocatore in quell'Inter lì. Quindi se Conte riesce a fare questo tipo di discorso con Ngonghe, uno si aspettava più Politano a tutta fascia. Vi ho sempre detto di no, non mi sembra il caso. Forse Ngonghe ha un pochino più di fisicità, un po' più tosto fisicamente. Se lo vuole fare, se si vuole allontanare dalla porta, meno assist e meno gol, sicuramente. Se lo vuole fare, Conte sta giocando questa carta per avere poi un po' più di qualità. Questo è poi la cosa, un po' più di qualità in uscita, perché se non prendi Hermoso ti viene un po' meno la qualità in uscita dietro, e quindi un Di Lorenzo visto braccetto, secondo me, questo lo aggiungo io, nelle partite in cui saremo più forti dell'avversario, che dovrebbero essere la maggior parte delle partite. Quindi ti giochi uno che esce, che può arrivare a centrocampo, che può fare il braccetto che sale con un po' più di qualità in avanti, perché Di Lorenzo un po' di problemi in fase difensiva ce li ha. Quando credi di essere più forte e che riceverai meno attacchi, Di Lorenzo te lo giochi come braccetto e poi Ngonghe davanti a lui con Mazzocchi, capiamo anche Zerbi, pare che tengo le orecchine,
capiamo anche Zerbin se resta a sinistra o a destra, ma insomma queste poi sono le riserve della fascia destra. Sono scommesse che vanno valutate. Conte ha questo tempo di Castellisangro per capire se queste cose vanno bene o se si deve intervenire sul mercato. E sul mercato, se ci dicono che Cajuste non convince, allora più che entrare al posto di Gaetano, entra al posto di Cajuste se va via, e si parla ancora di Gilmour, però pare che l'offerta del Napoli sia bassa, e si parla molto di Brescianini. Ora, al di là delle cifre, io ho guardato, secondo me Brescianini fa delle cose alla Anghissà quando sta bene, quando gli riescono tutte le cose, è abbastanza un box to box, che quando prende il pallone se la fa tutta la zona dalla nostra area di rigore fino all'area di rigore avversaria. Uno strappo niente male, mancino, non disdegna di andare al tiro, c'ha più tiro, vede più la porta rispetto ad Anghissà, e anche questo dribbling, insomma, nello stretto, non un dribbling a secco, però quando prende il pallone, sai, subito il movimento in avanti per superare un uomo, discreta fisicità, è un giocatore l'età giusta per esplodere. Secondo me questa è proprio un'operazione alla Napoli e ha senso. Ora, lo so, viene dal Frosinone, quindi un po' di remore ce le abbiamo, però non è che poi ci accendiamo, chi si sta accendendo il sigaro mi sa che è la Roma. Attenzione, perché noi con quelle dobbiamo lavorare. Inter da una parte, Juventus da una parte, anche il Milan da una parte, e resta quel posto dove noi ci dobbiamo giocare con la Roma, con l'Atalanta, poi con la Fiorentina, la Lazio, dipende da che cosa fanno. Quindi occhio alla Roma che si sta muovendo, lo stadio, insomma, sembra che perché ma stanno pieni di debiti. Così fanno quelli che poi acquisiscono le squadre. Acquisiscono squadre con i debiti, ripianano piano piano, fanno degli investimenti a volte anche a perdere, ma se ci aggiungi una fonte che aumenta il fatturato come lo stadio, prima o poi rientrano e cominciano a guadagnare. E dobbiamo accettarlo, e questa è la situazione, anche senza la Champions. Sì. Quindi, ricapitolando, non me ne frega niente della conferenza di Di Lorenzo, perché si dirà ancora le stesse cose, quindi non va in copertina neanche lui. Come non ho messo Gioffredo, non metto Di Lorenzo, copertina, non aspetto nemmeno. Fa caldo, adesso da Ischia andiamo a Procida, si continuerà il percorso, perché bisogna seguire il percorso, e voi dovete lasciare i like se siete incontrato un amico bellino qua, Francesco, un abbraccio. E quindi questo è salutiamo Lindstrom, flop si può dire, perché sta floppato senza alcun dubbio. Se Cajuste anche floppa, e Nathan, pare che Nathan stia facendo degli allenamenti specifici personalizzati con Conte. Io vi dissi, Nathan, voglio che si faccia tutta la preparazione con Conte e che poi vada in prestito. Resto ancora di questa idea. Ti tieni Juan Jesus come ultimo delle riserve, adesso stai lavorando anche su Di Lorenzo, quindi si capisce che quelle sono le cose. E poi Nathan in prestito a lavorare da qualche parte, però con la preparazione di Conte che magari ti fa crescere. Questo è tutto. A centrocampo, se esce Cajuste, ragioniamo su Brescianini, che pure, secondo me, alla Foloruscio può giocarsi delle chance di essere più vicino alla porta, un po' sottopunta. Lo dico sottovoce. Conte non ha mai parlato di 3-5-2 puro, però con Lukaku, secondo me, potrebbe arrivare un momento in cui vuole un centrocampo più forte, più folto. Quindi con Lobotka, chissà, e un altro che potrebbe essere, quindi potrebbero essere 5 i centrocampisti e non 2, quindi avere la possibilità di avere una mezzala che fa l'inserimento. Brescianini è come se entrasse al posto di Zielinski di Elmas, speriamo di vincerla sta scommessa, come non abbiamo vinto quella di Cajuste e quella di Lindstrom, speriamo di farcela. E quella cosa più interessante adesso è capire Ngong, è capire quella fascia destra con Ngong e tutta fascia, se funziona, in attesa poi sempre della cosa di Lukaku e di Osimhen. Prego, vi abbraccio, vi bacio, dobbiamo andare a fare le cose nostre. Se lasciate i like finali, qualche altro contenuto lo facciamo uscire da Ischia, dalla Goda qua, Valerio Fluido e tutto. State tuned, non vi pigliate collera, non abbiate troppi timori e preoccupazioni, però se vi viene di giudicare fatelo, perché è normale che un tifoso la pensi così.